Buonasera e bentrovati alla nuova edizione del notiziario di Prealpina.it. Un altro weekend in zona rossa. Il TAR del Lazio ha rinviato a lunedì la decisione sul ricorso presentato da Regione Lombardia contro l'ultima classificazione avuta dal governo. I giudici amministrativi vogliono approfondire il tema della diffusione dei contagi lombardi e hanno chiesto di acquisire gli ultimi dati pandemici della settimana. Nel frattempo sono stati diramati i numeri quotidiani sulla diffusione del Covid-19. Il bilancio odierno in Lombardia segnala 37.713 tamponi effettuati, 2.234 nuovi casi positivi, il 5,9% di contagi, 2.822 pazienti guariti, 411 ricoverati in terapia intensiva, quindi 17 in meno rispetto a ieri, 55 decessi. La provincia più colpita è Milano con 544 positivi, seguita da Brescia con 436 e al terzo posto Varese con 223. Passiamo al restauro più atteso. Avviati settimana scorsa in un cantiere blindato, i lavori a Villa Milius dureranno 1 anno e mezzo. Il servizio di Pasquale Martinoli. La piscina in parte ghiacciata e in superficie rotolano bottiglie vuote. Sono l'eredità di ingressi notturni e abusivi nel parco di Villa Milius. La zona della piscina è sulla sommità, alle spalle della dimora nobiliare. Le immagini si riferiscono alla scorsa settimana, quando è stato aperto il cantiere per il restauro della villa. La recinzione intorno alla piscina risulta tranciata in alcuni punti, così entravano i ragazzi. L'area lassù è in condizioni di degrado. Anche i vecchi spogliatoi, accanto alla piscina progettata negli anni 50, sono decadenti e imbrattati di scritte. Ora, come documentano queste nuove immagini, non si può accedere sulla cima del parco. Le transenne del cantiere hanno blindato tutta l'area a ridosso della villa, ma il problema della storica piscina resta. Da anni si pensa alla riqualificazione. Il comune potrebbe ora imprimere una svolta nell'ambito del progetto di ristrutturazione di Villa Milius, il cui cantiere durerà 1 anno e mezzo. Allarme avvelenamenti a Gurone. L'altro giorno, nei pressi dell'imbocco di via Montesanto, una laterale della provinciale 57, sono stati ritrovati 2 wuster pericolosi per gli animali. Uno aveva al suo interno alcuni chiodi, nell'altro era stata iniettata qualche sostanza, almeno a giudicare dall'aspetto che aveva. Entrambi gli insaccati erano a terra e sono stati notati dai passanti che hanno voluto vedere di cosa si trattasse. Risultato, erano esche per attirare qualche cane che, se le avesse ingerite, non avrebbe avuto scampo. La scoperta è stata segnalata alla polizia locale, che ha sequestrato i 2 wuster, ha avviato le indagini e nel frattempo ha rivolto alla popolazione il consiglio di portare in giro i propri cani rimanendo attenti per evitare che avvicinino qualcosa o mangino qualcosa di sospetto. Intanto, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano celebrata ieri, la Polizia Locale di Varese oggi pomeriggio ha diffuso i numeri di 1 anno di servizio in città. Tutti i dettagli potranno essere consultati a breve su Prealpina.it. Chiudiamo con gli spettacoli. Questa sera alle 21, nel prime time di Italia 1, la varesina Silvia Gandini debutta alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione. La regina del pattinaggio artistico, nonché nota preparatrice atletica, partecipa alla trasmissione nelle vesti di Secchiona. E un altro varesino, Raffaele Schizzo Bruscella, fa parte del team di autori del programma. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 13 di domani del notiziario di Prealpina.it.